Un appello che verrà recapitato nelle prossime ore al presidente della regione Cristian Solinas, alla giunta regionale e ai partiti, perché in un momento altamente critico per l'economia sarda come quello che stiamo vivendo, la regione imponga la priorità ai prodotti sardi nella grande distribuzione. A scriverlo è Coldiretti Sardegna, che denuncia la paradossale situazione in cui si trovano le aziende agroalimentari sarde di fronte al perdurare delle importazioni massicce da parte dei supermercati dell'isola di prodotti ortofrutticoli dall'estero, in special modo dalla Spagna. E intanto quintali di prodotti agricoli sardi rimangono invenduti perché non trovano spazio sul territorio regionale e in più vengono rifiutati da quegli stessi paesi dai quali la Sardegna continua a importare. Stesso discorso per le carni sarde che assieme ai prodotti ortofrutticoli, secondo il presidente di Coldiretti Sardegna Battista Qualbu, sono in questi giorni bersaglio di campagne terroristiche all'estero per meri motivi speculativi. Nei supermercati della regione, ammette Coldiretti Sardegna, i prodotti sardi sono già presenti, ma la richiesta da parte dell'associazione è di incrementare la presenza sugli scaffali dei prodotti a filiera corta, dando la priorità all'agroalimentare sardo che l'esperienza di Campagna Amica e delle vendite a domicilio delle aziende agricole insegnano, quando presente in quantità adeguata viene preferita dai consumatori sardi. Tutta la grande distribuzione sarda dia un segnale di vicinanza ai sardi e alle imprese, aiutando i produttori a non lasciare i prodotti sui campi. Costruiamo insieme campagne per aumentare il consumo dei prodotti attualmente in campo, dichiara il direttore di Coldiretti Sardegna Luca Saba, in modo da compensare la chiusura dei mercati extra-isolani che stanno penalizzando i nostri prodotti. Creiamo economia circolare.